Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Padre vessato dalla figlia minorenne e dal fidanzato della ragazzina si impicca, indagati per istigazione al suicidio i due giovani. Mala sanità, a Palermo anziano muore in ospedale dopo 17 giorni di attesa per un intervento. Al Papardo di Messina si indaga per omicidio colposo aggravato per i casi sospetti. Messina, incendio nelle baracche sotto sequestro nel rione Taormina, sfiorata la trage, evacuate le famiglie delle vicine case. Scuole di Catania prese di mira dai vandali, ennesima spari contro la Vittorino da Feltre, provocano la rottura di un tubo che allaga l'istituto. A Librino vandalizzato l'istituto Rita Adria. Crisi idrica, da Agrigento e Caltanissetta riesplode la rabbia, si allungano i tempi di distribuzione e ritorna l'incubo dei rubinetti a secco. Strage di Altavilla, indagini concluse, si attende la Cassazione sull'infermità totale di mente di Antonio Barreca, accusato assieme alla figlia e alla coppia diabolica di aver sterminato la famiglia. Calcio mercato, il Palermo cerca un portiere, in Serie C il Catania punta a sfoltire alla rosa, il Messina aspetta la firma del direttore sportivo, a Trapani si lavora per rinforzare l'attacco. Bentrovati, in apertura una storia drammatica che arriva da Palermo. Un padre si è ucciso perché vessato per mesi dalla figlia sedicenne e dal fidanzato di quest'ultima che pretendevano continuamente denaro. Il ragazzo è stato arrestato e si trova adesso al Malaspina. La ragazzina, essendo minorenne, è in una casa di comunità. Sono accusati entrambi di istigazione al suicidio. Manlio Viola. Avrebbe estorto denaro al padre, minacciandolo di ripercussioni fisiche ma anche di denunce completamente inventate o di pubbliche umiliazioni. Una ragazzina sedicenne, aiutata dal fidanzato 17enne, avrebbe tenuto per 4 mesi sotto scacco il padre, ottenendo pagamenti anche ingenti dietro minacce. Una pressione psicologica crescente, un'estorsione portata avanti senza tregua, tale da indurre l'uomo, un 48enne del villaggio Santa Rosalia di Palermo, a decidere di suicidarsi. La coppietta diabolica avrebbe preteso denaro dietro la minaccia di ritorsioni fisiche come ti picchiamo oppure ti spariamo, ma anche sotto pressioni psicologiche. Una vicenda terribile sulla quale la procura dei minori ha indagato in silenzio per 9 mesi. Adesso il ragazzo è al carcere Malaspina, nonostante nel frattempo abbia compiuto 18 anni, mentre la ragazzina si trova in comunità a Catania. Nuovo presunto caso di mala sanità a Palermo. Il paziente è morto dopo 17 giorni di ricovero in attesa di un intervento chirurgico. Manda su tutte le furie il presidente della regione Schifani, che per domani ha convocato i vertici dell'ospedale, dice troverò i responsabili. Oggi lo abbiamo sentito. Marco Gullà. Un altro possibile caso di mala sanità, questa volta nel mirino c'è l'ospedale di Villa Sofia. Anche questa volta qualcosa non ha funzionato e la morte di Giuseppe Barbaro, un uomo di 76 anni giunto a Villa Sofia con un problema alla spalla. È rimasto per 3 giorni su una barella e per 17 in attesa dell'intervento, allunga nuove ombre sull'organizzazione della sanità siciliana. Prima di Natale all'ospedale Ingrassia era morta Maria Ruggio, rimasta, stando alla denuncia dei familiari, per diversi giorni su una barella. Ci è stato detto che non c'era posto in ortopedia e solo il 24 è stato portato in reparto, ha raccontato la figlia della vittima. I medici ci hanno riferito che c'era un turno e che presto sarebbe stato operato, ma non è stato così. Giuseppe Barbaro è morto dopo 17 giorni di agonia. Per domani ho convocato il direttore sanitario e il direttore amministrativo per un confronto. Probabilmente sarà anche serrato perché, ripeto, queste vicende mi preoccupano. Vero è che loro si sono insediati da poco, però vero è che hanno delle responsabilità, non dell'episodio naturalmente, di organizzazione, e io mi vado convincendo sempre di più, e poi chiaramente sentirò anche il direttore generale. Il presidente della regione qualche giorno fa aveva proprio fatto un blitz a Villa Sofia. Ho fatto non un blitz, ma una visita non attesa, un corridoio pieno di pazienti, come pronto soccorso stavano nel corridoio. Ho chiesto come mai e mi è stato detto che i locali dove avrebbero dovuto essere allocati erano oggetto di ristrutturazione. Allora io chiederò e pretenderò di sapere da quanto tempo durano questi lavori e perché non si sono conclusi. E al Papardo di Messina emerge un'altra morte sospetta, quella di un medico operato al cuore nel 2023. La procura adesso indaga i vertici amministrativi e i dirigenti medici per omicidio colposo aggravato. Giusy Lazzara.
È stato un vero e proprio calvario subito da chi si era rivolto con fiducia all'equipe dello stesso presidio ospedaliero nel quale aveva a lungo lavorato. Così si legge nell'esposto presentato dai familiari di Salvatore Nastasi, il medico di 70 anni morto nel dicembre del 2023 dopo l'intervento per la sostituzione della valvola mitralica nell'ospedale Papardo a Messina. È l'ennesimo caso, ce ne sono già 8 di familiari di pazienti deceduti che denunciano episodi di mala sanità nella cardiochirurgia dell'ospedale. E la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta indagando i vertici amministrativi dell'ospedale a partire dal 2019, oltre ai dirigenti medici di cardiochirurgia, rianimazione e terapia intensiva. Fra i reati contestati c'è l'omicidio colposo aggravato. Secondo l'accusa, negli ambienti della cardiochirurgia ci sarebbe un batterio killer. Gli indagati, per i magistrati, non avrebbero disposto adeguati protocolli, misure di vigilanza e istruzioni per prevenire la diffusione di infezioni proprio nel reparto di cardiochirurgia. Anche per Nastasi sarebbe stata fatale un'infezione post-operatoria. Intanto il perito incaricato dalla procura ha fatto un sopralluogo nelle sale operatori del Papardo, sequestrate a novembre, per procedere a accertamenti irripetibili. La Procura di Catania ha chiesto alla prima sezione del Tribunale la condanna a 10 anni di reclusione per concorso esterno all'associazione mafiosa dell'ex deputato nazionale dell'MPA Angelo Lombardo, fratello dell'ex governatore Raffaele Lombardo, che per lo stesso reato è stato già assolto con sentenza passata in giudicata. Secondo l'accusa, avrebbe svolto un ruolo di collegamento tra imprenditori e Cosa Nostra, ma senza poi mantenere le promesse, e per questo i boss catanesi avrebbero organizzato un pestaggio ai suoi danni. E stamattina a Messina c'è stato un incendio che ha distrutto una serie di baracche abbandonate nel rione Taormina. Per fortuna le fiamme si sono propagate ad altre casette disabitate, ma non a quelle dove vivevano nuclei familiari, 3 le famiglie che sono state però per precauzione evacuate. Francesco Triolo. Poteva terminare in tragedia, un incendio che si è sviluppato questa mattina intorno alle 4:20 nelle baracche abbandonate del rione Taormina a Messina. Le fiamme sono partite da una delle casette ufficialmente disabitate al centro del piano di demolizioni avviato lo scorso 2 dicembre nell'ambito del risanamento di Messina. Nel rione infatti vivono ancora più di 400 famiglie, 3 delle quali sono state evacuate per il rischio che l'incendio potesse interessare anche le loro case. Stanotte mi sono svegliata con un boato e mi sono affacciata alla porta e ho visto tante fiamme tantissime. Ho cominciato a chiamare i pompieri, nel frattempo sono arrivati e poi ci hanno fatto evacuare. Ma è assurdo, una cosa assurda, se uno non se ne accorgeva realmente faceva la morte dei topi in queste casette. L'aria non si respira, perché non si respira. Fortunatamente c'era un poliziotto che mi ha aiutato a scavalcare da qua, perché avendo una bimba piccola di 2 mesi dovevo pure uscire, essendo che da là non potevo uscire. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Una famiglia ha trovato riparo in casa di un parente, altre 2 sono rientrate intorno alle 8 del mattino, ma poi sono state trasferite temporaneamente in un altro alloggio di transito dai servizi sociali del comune, perché il fumo nelle abitazioni rendeva l'aria irrespirabile. In corso le indagini per scoprire cosa ha causato l'incendio, non è esclusa l'ipotesi della presenza di un senzatetto durante la notte all'interno della baracca abbandonata. Scuole prese di mira dai vandali a Catania, ennesima spari contro la Vittorino da Feltre provocano la rottura di un tubio che ha allagato la scuola. A Librino vandalizzato per l'ennesima volta l'istituto Rita Atria. È andato per noi Tonino De Mano. Anno nuovo, vandalizzazioni nuove e scuole catanesi, ancora nel mirino di balordi, capaci di sparare alla facciata della Vittorino da Feltre, ennesima, o di depredare per l'ennesima volta l'istituto Rita Atria a Librino. Scuole di frontiera prese d'assalto durante le vacanze di Natale, esattamente come il 2024 che si aprì con le incursioni barbariche alla Vitaliano Brancati e alla Campanella Sturzo. Un triste conteggio per l'assessore all'istruzione Guzzardi. Sicuramente è un problema più di sicurezza che solo interno alla scuola. Durante le vacanze di Natale raid vandalici sistematici, come fare per fronteggiarli? Le scuole con i dirigenti scolastici e il personale stanno facendo un ottimo lavoro e noi come amministrazione stiamo supportando, perché questa è una questione di culturale e sociale, quindi in queste scuole vi è bisogno sempre più dell'amministrazione, sempre più delle scuole presenti tutto il giorno e non solo durante le ore scolastiche, ma la scuola deve essere un centro di aggregazione naturale di tutto il quartiere.
Nel dettaglio, in via Francesco Durante a Nesima, ignoti, per salutare il Capodanno, hanno pensato bene di sparare diversi colpi d'arma da fuoco contro la parete della scuola. Un proiettile ha perforato muro e termosifone, allagando l'istituto. Sulla vicenda indaga la polizia. A Librino, invece, il generatore che vedete, pur tra mille difficoltà, sta garantendo l'illuminazione alla Rita Atria, luce che va e che viene ma che comunque rende possibile l'attività didattica. Ci rendiamo conto che c'è qui malavita organizzata, mafie di alto livello, non c'entrano niente, cioè questo è un discorso legato a bandicciuole di ragazzetti chiaramente insomma tossicodipendenti che capiscono molto poco. Nonostante il raid vandalico voi non demordete. 8 gennaio scuole riaperte col generatore, ma scuola riaperta. Assolutamente sì, siamo stati nelle condizioni di non privare del diritto allo studio i ragazzini che oggi hanno ricominciato. Rubati 4 climatizzatori e smontata parte della ringhiera in ferro dai soliti predatori di metalli che, almeno loro, non vanno mai in vacanza. Riesplode in tutta la sua drammaticità la crisi idrica ad Agrigento e Caltanissetta, dove torna l'incubo rubinetti a secco. Partiamo da Agrigento, dove nel popoloso quartiere del quadrivio Spina Santa i cittadini sono disperati, non ricevono acqua da mesi. Davide Sardo. Siamo praticamente senza acqua da almeno 5-6 mesi, non facciamo altro che comprare acqua a pagamento con autobotti e quindi siamo all'esasperazione. E questa è la grave emergenza che vivono gli abitanti del quadrivio Spina Santa ad Agrigento, una città che nonostante il prestigioso titolo di capitale italiana della cultura si trova a fronteggiare una crisi idrica senza precedenti. Le promesse di intervento degli enti preposti sono rimaste disattese, mentre i cittadini esasperati chiedono risposte. Quando c'è un'emergenza, specialmente qua al primo piano ci sono dei malati psichici, che fa? Si restano senza acqua. Al quinto piano c'è la signora che c'è il 100% invalidità, uno ha 96 anni che abita pure qua. Ma che senza acqua? Ma dove siamo? Nell'Africa del Nord siamo. Abbiamo avuto in questo condominio una situazione veramente drammatica, inaccettabile e disumana. Un condomino malato oncologico, deceduto un mesetto fa, circa un paio di mesi fa. Ricordiamo, io e un condomino, che la moglie ci chiamò per chiederci un po' d'acqua per poter provvedere alle esigenze igieniche del marito, che sarebbe deceduto poche ore dopo. Io credo che neanche nel profondo Burundi esistano queste cose, una vera e propria vergogna. La crisi idrica non risparmia le strutture ricettive, danneggiando il turismo. Questa è la situazione nella mia struttura ricettiva. 50 giorni che non arriva acqua. Come faremo ad ospitare le persone in occasione della Capitale della Cultura? Un'emergenza che rischia di sfociare in nuove proteste, gettando un'ombra sull'anno di Agrigento, Capitale della Cultura. E dopo le feste per i residenti di Caltanissetta e San Cataldo torna l'incubo della mancata distribuzione idrica. La Caltacqua infatti ha comunicato un nuovo stop. Il servizio è di Rita Cinardi. Non c'è pace per i cittadini nisseni ancora una volta alle prese con la mancata distribuzione idrica. Domenica Caltacqua, gestore del servizio idrico integrato per tutta la provincia di Caltanissetta, aveva comunicato lo stop all'erogazione per urgenti lavori di manutenzione straordinaria alla condotta nei pressi di Enna. Da allora soltanto un nuovo aggiornamento per comunicare la ripresa della distribuzione in 2 sole zone, ma migliaia di cittadini tra Caltanissetta e San Cataldo restano ancora in attesa di capire quando rivedranno scorrere l'acqua dai rubinetti. Intanto la consigliera comunale di opposizione Annalisa Petitto ha già pronta un'interrogazione consiliare. Quanta acqua arriva dai pozzi trovati su cui si sono consumati i brindisi, soprattutto se la conduttura idrica che collega i pozzi al partitore Blufi è stata una volta per sempre ristabilita, e per comprendere se Caltanissetta nei prossimi mesi sarà davvero indipendente dall'Ancipa. Se in questi giorni si sono susseguite notizie sul riempimento della diga Ancipa, non è ancora chiaro come mai Caltanissetta, da mesi ormai collegata ai pozzi di Campo San Giuliano, continua a non ricevere acqua da questa nuova riserva. Con la risorsa idrica proveniente dalle fonti, si è limitata a scrivere Caltacqua, si sta effettuando il riempimento dei serbatoi al fine di permettere un immediato riavvio della distribuzione.
L'AMAP, l'azienda municipalizzata che si occupa della gestione dell'acqua a Palermo e provincia, nei mesi scorsi ha licenziato il direttore dei lavori che era responsabile del cantiere di Casteldaccia, il luogo dove persero la vita 5 operai per una fuga di gas all'interno di un impianto fognario. Secondo quanto riportato a Repubblica, l'azienda avrebbe applicato il licenziamento senza preavviso per la gravità della condotta del dipendente e per le tragiche conseguenze causate. Chiuse le indagini sulla strage di Altavilla, i magistrati svelano come sono morti Antonella e i suoi 2 figli, le torture con attrezzi da camino incandescenti, pentole e phon. Giusy Lazzara. Chiuse le indagini, resta l'orrore per la strage di Altavilla Milicia. È la prima volta che i magistrati della Procura di Termini Imerese scrivono in modo dettagliato delle torture subite dalle 3 vittime. Antonella Salomone e i suoi 2 figli, Kevin 16 anni e Manuel 5 anni. Si scende nell'abisso più nero che vede indagati il marito Giovanni Barreca, la figlia e la coppia Massimo Caradente e Sabrina Fina. Sono stati loro, secondo i magistrati, che prima hanno ucciso Antonella puntando sul corpo della donna un asciugacapelli rovente, colpendola più volte con schiaffi e pugni, usando attrezzi da camino incandescenti e una pentola, fino a bruciare il suo corpo e seppellirlo in giardino. Poi è stata la volta del piccolo Kevin, legato al letto con le corde e fatto ingerire caffè bollente, poi l'aria rovente di un phon premuto in gola che l'ho fatto soffocare. Terribile la morte dell'altro figlio che sperava di sopravvivere e ha tentato di ribellarsi, ma è stato seviziato ed è morto per asfissia da strangolamento. E sul fronte giudiziario pende la decisione sulla parziale infermità mentale di Barreca e della figlia all'epoca minorenne. Il pronunciamento della Corte di Cassazione sulla totale incapacità del padre pluriomicida lo farebbe uscire dal processo. Arrestati a Casteldaccia 5 giovani per produzione e traffico di droga. Preparavano le dosi di cocaina e crack da rivendere nelle piazze di spaccio. Poco più che 20enni si rifornivano degli stupefacenti a Bagheria e Palermo. Uno degli indagati è considerato figura di riferimento nell'attività con un altro giovane minorenne. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. 32 anni fa la mafia uccideva il cronista Beppe Alfano, scriveva di boss, politica, massoneria. 2 mesi prima dell'omicidio, l'8 gennaio del 93, a Barcellona Pozzo di Gotto, aveva respinto un tentativo di corruzione. Non arriverai al 20 gennaio fu la minaccia, che poi è diventata tragica realtà. E adesso torniamo a parlarvi del cimitero di Catania, dove si attende la consegna di una pompa sommersa per far tornare alla normalità l'acqua. Sentiamo Tonino De Mano. Senza acqua da oltre un mese per il guasto alla pompa sommersa che vedete mentre viene prelevata ad una profondità di 25 metri. Al cimitero di Catania si lavora incessantemente per riparare il guasto che sta lasciando all'asciutto le confraternite ed oltre metà delle fontanelle presenti nel Camposanto. Servizi igienici inevitabilmente chiusi per mancanza d'acqua, quelli che vi abbiamo mostrato nel servizio andato in onda qualche giorno fa erano stati addirittura forzati, da qui lo stato indecoroso in cui versavano. Mentre si attende la scerbatura del campo comune con lapidi, tombe e croci praticamente ricoperte dalla vegetazione, si attende adesso l'arrivo della nuova pompa che garantirà l'approvvigionamento delle cisterne. Non è stato sicuramente semplice avviare l'iter che ci ha consentito di individuare le risorse. L'iter burocratico si è ancora più ingessato viste le festività che ci hanno riguardato nelle scorse settimane. L'intervento comunque è iniziato già da diversi giorni, la pompa va sicuramente sostituita e questa consentirà alla cisterna principale di avere il giusto volume d'acqua e di rifornire le varie parti del cimitero. È stato complesso sia recuperare in profondità la pompa ormai inutilizzabile, ma anche il pezzo nuovo dovrebbe arrivare a giorno e quindi l'intervento è in corso di esecuzione. Non resta che attendere, tenendo conto che la conclusione dei lavori e quindi il ritorno alla normalità dipenderà dai tempi di consegna della nuova pompa sommersa. Tra i nuovi propositi dell'inizio di anno c'è sicuramente quello di perdere qualche chilo e di rimettersi in forma. Sentiamo i consigli della nutrizionista con Eva Spampinato.
La buona notizia è che non sono tutti chili reali. La brutta notizia è che potrebbero diventarli se non si torna ad un regime alimentare più controllato. Molto è ritenzione idrica, soprattutto dopo le abbuffate natalizie il grasso non ha il tempo proprio materiale di formarsi. Gonfiore e ritenzione a parte, passate le feste ci si rimette in riga, almeno a tavola, e con tutte le buone intenzioni che contraddistinguono l'inizio del nuovo anno. Come? In modo graduale, spiega la nutrizionista. Meglio evitare delle diete drastiche, ma ridurre piano piano l'apporto di cibo e poi in particolare idratarsi, perché ovviamente con le abbuffate del pranzo e della cena il corpo è più appesantito, quindi bere tanta acqua, momentaneamente abolire tutto ciò che sono i cibi processati, quindi insaccati, dolciumi, tutto ciò che sono le bibite gassate, gli alcolici, e prediligere magari la frutta, le verdure di stagione, dei cereali, la carne bianca. Ma occhio alle diete fai da te e alle mode del web. Io personalmente, come endocrinologo che si occupa dell'alimentazione, prediligo sempre fare una dieta equilibrata, quindi fare 4-5 pasti al giorno, magari ridurre l'apporto dei carboidrati complessi e prediligere quelli semplici. Il digiuno magari dopo una buffata ci sta, però non lo consiglio come un'abitudine quotidiana di un'alimentazione, di un percorso equo-alimentare. Torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino in diretta su Telecolor dopo questo TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure inviate un'email a Sicilia24Focus. Vi aspettiamo su Telecolor dunque alle 14:30. Adesso una breve pausa e poi il calcio mercato. Eccoci al calciomercato. A Palermo Matteo Brunori dovrebbe restare in rosanero. La conferma è arrivata direttamente dal DS Carlo Osti. Si cerca sempre un portiere. Marco Gullà. Matteo Brunori, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe restare a Palermo. La conferma è arrivata, tra le righe, direttamente dal DS Carlo Osti, che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha sottolineato quanto importante sia Brunori per la squadra rosanero. Ho avuto una chiacchierata molto sincera con lui. Devo dire che il ragazzo si è aperto molto con me. Abbiamo cercato di analizzare la sua situazione al momento. Non ho voluto però, ovviamente, parlare di altro. Secondo me il ragazzo è molto rasserenato e io gli ho chiesto di riappropriarsi di questa, della fascia di capitano, una fascia ovviamente simbolicamente parlando, cioè del suo ruolo di capitano all'interno del gruppo, all'interno dello spogliatoio e al di fuori dello spogliatoio. E allora contro il Modena, nel match di domenica, è molto probabile che Brunori torni titolare. Sul mercato rosanero alla ricerca di un portiere, tra tutti i profili torna di moda il nome di Marco Silvestri, estremo difensore 33enne della Sampdoria. Il calciatore aveva già tentato di lasciare i blucerchiati ed è nuovamente in uscita. Proprio il Palermo aveva chiesto informazioni su di lui quest'estate dopo l'infortunio di Gomis. Mercato in fibrillazione per le siciliane di Serie C, tanti colpi in canna, il Catania deve prima cedere, il Messina aspetta la firma del direttore sportivo, mentre il Trapani lavora per rinforzare l'attacco. Sentiamo Francesco Triolo. Più che le tappe di avvicinamento alla partita di domenica pomeriggio al Massimino contro la Juventus Next Gen, il calciomercato a tenere banco nei primi giorni di questa settimana. Il Catania, come tante altre società di terza serie, è chiamato ad operare diversi movimenti, sia in entrata che in uscita. I rossazzurri intanto vorrebbero piazzare i giocatori in esubero, a cominciare dai 5 fuori rosa, più quelli ormai fuori dal progetto tecnico. Tommaso Silvestri, per esempio, viene già considerato un prossimo giocatore della Triestina, voluto dall'allenatore Attilio Tesser, con cui ha lavorato al Modena. L'operazione dovrebbe concludersi con la formula del prestito. Quindi ad Amonis, che dovrebbe finire al Sud Tirol, sempre con la formula del prestito e il riscatto condizionato alla permanenza della formazione altoatesina in Serie B. A Bolzano potrebbe finire anche Luperini, ma è una trattativa slegata da quella del portiere, che andrà via per scelta tecnica. Per sostituirlo il Catania punta sempre in maniera decisa su Dini del Catanzaro. Novità per l'attacco, dove è tornato in auge anche il nome di Daniele Liotti, esterno sinistro offensivo classe 94, attualmente all'Avellino. Già lo scorso anno, sempre a gennaio, il Catania
Catania aveva valutato l'ipotesi di prendere l'attaccante. Sul fronte squadra sono state escluse lesioni muscolari per Jimenez, costretto ad uscire dal campo a Benevento, con il giocatore che svolgerà nei prossimi giorni un programma di terapia e allenamenti personalizzati prima di tornare a disposizione di Toscano. A Messina si attende la firma del nuovo direttore sportivo, Domenico Roma, che dovrebbe avvenire entro la serata di oggi. Quindi ci dovrebbero essere i primi movimenti in entrata, a cominciare dal ritorno del difensore Dumbravano e degli esterni offensivi Zun ed Emmausso. Piacciono Ingrosso del Cerignola e Salvatore Monaco del Catania. In uscita diversi giocatori, Rizzo verso la Pianese, Ortisi all'Altamura, Lì al Cerignola. Il Potenza spinge per Petrungaro, mentre Anatriel è corteggiato dal Trapani dell'ex DS Pavone. Il Messina però lo considera incedibile e così i Granata potrebbero virare su Corazza dell'Ascoli dopo aver tentato anche la pista che portava a Caturano. È tutto, ci fermiamo qui, vi lascio all'appuntamento con il sindaco. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.